Oggi noi passiamo una giornata a riposarci, rilassarci, cioè per quanto riguarda le passeggiate e trekking, perché in realtà oggi lavoriamo tantissimo, studiamo, Matteo sta facendo varie cose sue, segrete, non so fare l'occhiolino. Okay. L'altra volta l'assassino è stato beccato subito. L'assassino è stato beccato. E ci troviamo in quest'area picnic in Valle Suana, che è subito dopo il ponticello, dopo l'indicazione verso la nostra amata L'Osteria delle Alpi. Restiamo qui per l'intero pomeriggio per studiare, lavorare, fare cose nostre, vicino al fiume, infatti il rumore è fortissimo, e poi andiamo la sera a mangiare all'osteria, perché oggi fanno la serata hamburger. Sì! E bellissimo qui. Fare? Prima che andiamo a prendere la pizza ci abbiamo qualche secondo, aspetta un attimo. Stasera mangiamo la pizza, yeah! Da Tiziano. Questi sono i nostri ultimi giorni in Piemonte e ovviamente piove. Sì. Però noi come si dice? Ci coccoliamo con la pizza. Assolutamente. Ma cos'hai in testa? È solo una zanzara. E poi quando ti pizzica direi Matteo grazie. Che non mi ha pizzicato. Ah. Io contorto. Ciao Castori! Ciao. Siamo nei pressi del torrente Soana. Si sente? Sì. E si suona? Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e siamo una favola. Oggi è il nostro ultimo giorno, domani ripartiamo, quindi siamo venuti l'ultima volta all'Osteria delle Alpi, ci siamo goduti per l'ultima volta la polenta concia. Vuoi raccontare la storia della polenta concia e di come la odiavi prima? No, non me la ricordo, qual è la storia della polenta? Com'è? È la tua storia con la polenta? È la storia della mia vita. È il tuo rapporto con la polenta? Ah, come odiavo la polenta prima? Che sì. la odiavi? Sì. Invece nel momento in cui prima l'abbiamo mangiata alle fonti naturali, un altro... Minerali. Minerali. Minerali, io che ho detto? Naturali. Prima l'abbiamo mangiata in questo ristorante Alle fonti qui. frizzanti. Però era di farro, non era concia, poi tra farro e polenta già non ti piacevano. Poi quando l'abbiamo assaggiata qui, proprio la vera polenta concia con tutti i formaggi, qui cosa c'era? Toma, di tutto, non lo so cosa ci hanno messo, non lo voglio sapere perché sennò così so la ricetta e non devo più ritornare qui per rimangiarla, ecco. E quindi ci siamo innamorati di questa polenta concia, hai visto il segreto? Sì. Lo sai a chi piaceva tanto il farro? Un cantante italiano? Questa è una frittura. A Fabrizio De André. Insomma, l'abbiamo mangiata. Dai! Sì, Abbiamo assaggiato anche tutte queste volte che ci siamo andati. Abbiamo avuto anche la possibilità di assaggiare più vini e abbiamo scelto quello che ci piaceva e l'abbiamo comprato. Quindi
anche la Un bottiglia. pintone, 2 litri. Sì, la bottiglia di Barbera. Barnaba. Sì, Barnaba. Barnaba e Barabba. Buonissimo. E niente, quindi ci godiamo ora queste ultime ore vicino al torrente Suana. Poi ritorniamo nella Valle Orca nella Valle Orca e ce li godiamo e ce li godiamo queste ultime ore anche sull'orco, così abbiamo finito il giro. E via. Siamo ritornati alla cascata dove siamo stati proprio all'inizio di questo mese e pensate che noi siamo riusciti a scendere qua sotto e qua non c'era nessun'acqua, da qui non scendeva niente, scendeva solo qua in alto, quindi noi stavamo tipo su queste rocce qua, si è proprio riempito. Una roccia. Allora, siamo stati a vedere la nostra cascata preferita finora, cioè molto più accessibile rispetto alle altre, ecco perché è preferita. Sì, per poter dare un'ultima occhiata. E ora andiamo qui, che abbiamo trovato un posto. Sì, GNP. Il miele di GNP, mi sa. Miele. Sì, sì, ho letto miele di GNP. Miele, è vero, questo cuore. Non lo so, ora vediamo. Questi c'hanno pure da bere. Vai, che cosa si prende? Miele e GNP in esclusiva qui. Taratatata. No dai, polenta. Allora, sei contento? Molto Abbiamo contento. preso il liquore. Il GNP. Sì. Un giro e ora stiamo tornando, diamo una pulita alla casetta, ci prepariamo, facciamo le ultime cose. Sono un sacco stanca perché abbiamo cercato di rendere questa giornata molto energica, ecco, molto attiva, più tutti i preparativi, comunque bello, l'ultimo giorno, è stata una bella avventura.
Siamo in viaggio già da parecchie ore. Torniamo a Roma. Sì, siamo adesso in Toscana? Quasi? No, forse nei pressi del Lazio più o meno. Non lo so, sai? Vicino Saturnia. Sì, non ci manca comunque tantissimo. Il caldo già si fa sentire, la differenza climatica. Teodoro lì sta dietro. Sta bene.